È chiusa dal 2022, da quando il 22 settembre i Vigili del Fuoco hanno segnalato lo stato di pericolo a causa degli effetti di un evento sismico nella chiesa di Nozarego a Santa Margherita Ligure. L'intonaco ceduto, l'ingresso della chiesa è stato vietato. La volta ha subito il danno principale e ha la particolarità di essere realizzata con due tecniche diverse, a canniccio e in muratura. Gli interventi serviranno a riconsolidare le due parti differenti. E si è cercato di poter attivare si sono attivate tutte le ammissibilità di contributo da parte del Ministero e anche altri enti privati. Siamo in corso appunto con la Compagnia di San Paolo per poter avviare questo tipo di finanziamento. Serviranno oltre 300.000 euro di finanziamento, alti costi iniziali per le ponteggiature che dovranno essere interne ed esterne. Probabilmente ci saranno due lotti, uno di puntellamento messo in sicurezza e fase di studio, e il secondo di riconsolidamento. Direi che si potrà iniziare i lavori non prima del 2026, se non verso la fine dell'anno, al limite, ma direi più nei primi del 2026, nei primi 6 mesi del 2026, e dureranno, è lungo come tipo di intervento, almeno un anno, ecco, diciamoci il limite massimo è un anno. In questi 3 anni la Chiesa ha potuto accogliere solamente le celebrazioni sul sagrato e così sarà anche quest'anno, domenica 6 luglio alle 18 e poi domenica 13 sempre alle 18 con la messa del Vescovo De Vasini per la festa di Nostra Signora del Carmine.